È la parabola del seminatore a offrire una chiave di lettura alle celebrazioni in onore di San Siro festeggiato nell'omonimo quartiere di Santa Margherita Ligure. Ciascun battezzato è chiamato a essere seminatore della parola di Dio, che ci parla in tante forme differenti, con la nostra vita, con la creazione, con gli accadimenti dell'esistenza, gli incontri, ma soprattutto attraverso le sacre scritture in cui viene annunciata la parola del regno. È l'annuncio che Dio è amore. Il regno è quella società alternativa che Gesù è venuto ad inaugurare nella sua persona e alla cui realizzazione chiede a ciascuno di noi di collaborare. Le logiche del regno sono rovesciate, l'accumulo diventa condivisione, il dominio servizio, la vendetta diventa perdono. Di fronte a questo annuncio, ha spiegato il vescovo Giampio De Basini, ci sono 4 possibilità. La prima è identificata col seme che cade sulla strada e indica colui che manifesta totale disinteresse per la parola di Dio e non le permette di orientare la propria vita. La seconda possibilità è rappresentata dal seme che cade nel terreno sassoso. Chi ascolta la parola e la accoglie, ma poi è incostante e alla prima difficoltà la mette da parte. La terza via si identifica col seme che cade tra i rovi, immagine dell'avido che preferisce la logica dell'accumulo a quella della condivisione. L'avidità è all'origine di tanti mali, a cominciare dalle guerre, dietro le quali, lo sappiamo tutti bene, ci sta una questione di soldi. La quarta possibilità è il terreno buono, quello che porta frutto, caratteristica di chi accoglie la parola e la pratica con fedeltà. La domanda che ciascuno può porsi è: io che tipo di terreno sono? E questa domanda va accompagnata da una certezza, e cioè che Dio ama ogni tipo di terreno. A fronte di questa certezza, ciascuno è chiamato a sua volta a seminare imitando Dio. Cioè dobbiamo spargere il seme della parola in ogni tipo di terreno, anche in quello che in quel momento, presumibilmente, non darà alcun frutto.